Comunale Caprileone, sesta giornata del campionato Under 15 regionale. Questa è New Eagles Città di Messina. Ben ritrovati amici della Wii Sport con il meglio del calcio giovanile siciliano, pronti a raccontarvi della sfida tra la formazione di Mister Drago a quota 3 punti in classifica sul fondo del girone C, che cercherà di risalire la china dopo la sconfitta dell'ultima settimana contro i pari età della Folgore. Affronterà la formazione della Città di Messina guidata in panchina da Alberto Grio, che dopo 5 vittorie in 5 giornate è assoluta capolista del girone C. Nell'ultimo turno vittoria per 1-0 tra le mura amiche del Garden di Mili contro la Free Time Club. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo. Un occhio attento al Città di Messina, che schiera Russo, Farina, Rustica, Viola, Lorè, Cucè, Aloisi, Mondello, Auliera, Guglielmo e Carta. Maglia rossa per il Città di Messina, maglia bianca invece per quanto riguarda la New Eagles. Subito la capolista a provarci con il calcio munizione del solito Dario Viola. Il suo tentativo è parato da Pontini, déjà vu pochi minuti dopo. Stavolta è fondamentale l'intervento da parte del portiere dei padroni di casa per sventare il tiro da fermo del numero 4 del Città di Messina. Sul corner successivo continua a pressare la formazione giallorossa. Qui ci prova Capitan Mondello in spaccata, manda però il pallone alto sopra la traversa. È un monologo del Città di Messina qui con Aloisi che prova a incunearsi, manda il pallone alto sopra la traversa con il tentativo con il destro al limite dell'area. Qui riconquista il pallone Guglielmo, vede il portiere fuori dai pali, va col sinistro Guglielmo e porta in vantaggio il Città di Messina. Il mancino a giro del numero 10 non ha lasciato scampo a Richard Pontini ed è 1-0 per la capolista, e continua a spingere sull'acceleratore qui con Carta, che vede il movimento di Aloisi che prova a saltare un avversario. Il suo tentativo viene parato da Pontini, poi ci prova Auliera, la sfera rimane lì. Alla fine sarà ancora una volta Auliera a provarci, pallone alto sopra la traversa sul tentativo volante del numero 9 di Mister Grio. Continuano ad attaccare i giallorossi sulla fascia. Aloisi prende il largo, vede i compagni smarcatisi in mezzo, mette il pallone dentro, ancora Auliera, la sfera rimane lì per Guglielmo e il gol dello 0-2 è la doppietta del numero 10 Gioele Guglielmo, che continua a timbrare il cartellino. Uno dei migliori di questo inizio stagione della formazione giallorossa. Di lì a poco arriverà anche il duplice fischio da parte del direttore di gara. Il Città di Messina ha praticamente archiviato il match già nel primo tempo e parte forte nella seconda frazione con Auliera che trova con l'esterno il gol che vale il triplo vantaggio. Bellissima la giocata del numero 9, il pallone che va a fare il solletico al palo per poi depositarsi in rete. 0-3 festeggia insieme al dirigente delle Città di Messina Frisone. Il numero 9 Auliera prova ad attaccare dall'altra parte la New Eagles, che si guadagna un calcio di rigore. I padroni di casa possono riaprire il match con il tiro dal dischetto affidato al numero 10 Panzarella. Il suo tentativo con il destro è vincente e 1-3 provano a rifarsi sotto i ragazzi di Mister Drago, ma il Città di Messina è nuovamente avanti qui con Aloisi che ci prova con il destro, uscita da parte di Richard Pontini che riesce a evitare il gol del 4-1. Pericolosissima la New Eagles poco dopo col pallone che rimane sul secondo palo. Il tentativo da parte di Spinella sul palo, e allora la difesa del Città di Messina riesce a allontanare per poco, però la New Eagles non si rifà sotto, non si riporta sul -1. Qui invece reclama un calcio di rigore il Città di Messina. Forse c'era più questo che quello dato pochi minuti fa alla New Eagles. Inizia con i cambi Mister Grio, che dà spazio a tutti gli effettivi presenti nella sua panchina. Tra gli altri entra anche Tavilla, ma è ancora il Città di Messina ad attaccare qui con Aloisi. Brucia in velocità Gioele Guglielmo gli avversari, salta il portiere e fa 4-1. Tripletta per Gioele Guglielmo, è lui il mattatore del match, è lui a chiudere definitivamente i giochi in casa Città di Messina, che continua a effettuare cambi. Entra Amato, entrerà di lì a poco anche Marzio Maceli. Mister Grio dà spazio a tutti i suoi effettivi. È il momento di Vancherim, è ancora il Città ad attaccare con Liotta in verticale, cerca Aloisi che entra in area di rigore e va con l'esterno destro. Pontini in due tempi fa sua la sfera in chiusura. Ancora un calcio di punizione da parte di Aloisi che manda il pallone alto sopra la traversa. Triplice fischio al comunale di Caprileone, sono 6-6 per il Città di Messina a quota 18 punti adesso. Ancora prima, ancora capolista di questo girone. Un cordiale saluto e alla prossima.